Scominciando. Ma questo è Michele Allora siamo in Luvula e sta a cominciare la presentazione. Un bello libro è intitolato L'illusione della tradizione, folklore sardo tra mito con cambiamenti e nuove responsabilità culturali. È un libro, come non sanno spiegare di che si tratta, ma comunque in tutto il merito di questa questione, un po' di questa invenzione di questa tradizione, insomma, che abbia già alta fondamenta e abbia già invece poi sulla fiducia, ancora non funziona. tocca da rollare sul libro, dai così non dobbiamo che sappiamo. Quanto ne credo? 3, stanno 40 kg. O per lo schimbando anche perché tu ganare lo sconto Senti, 44 anni di lavoro. Sì, anche io ti parlavo del ci siamo parlati con come non colla è sempre in coeco. Buonasera a tutti, Benevento, sono Desinata e vi porto saluto a nome dell'amministrazione comunale per questa occasione di stasera Desinata presentata di lingue regionate come telata battiata con Parantoni andrà bene, che avessi questa presentata serve non solo per presentare sul libro insieme ma anche una specie di arredo che tra lettura, scena e il coinvolgimento di questa gente è un modo nuovo quasi da presentare. Almeno voi non siamo abituati, quindi sperando che la serata sia di vostro degradimento vostro. Però dato che siamo in oculo, un ringraziamento a Andrea Luci, che è autore del suo libro Illusione, questa tradizione,
e quindi insomma, che in questa opera sua che ha fatto, non ha permesso stasera di non la condividere questo canto sparin. Quindi un ringraziamento più particolare, ma un ringraziamento viene a Fiorenzo, Caterini, che la conoscete Fiorenzo, insomma, già non sapete tu occasione spalita di presentare opera sua in vita, però Fiorenzo non si è che l'abbiamo scramato, non mi è mai mancato, sempre venuto, fino a dare un contributo fino a questa iniziativa culturale di questa tarpata, e quindi si può tornare in questo non è ora messo un dentro, e quindi benevento e pure insomma e dare insomma del nostro tesinato dello si chiede incontrare il pubblico in futuro sempre il numero di questa cultura, ma mi sa già che hanno sempre le tradizioni spuro, siamo piccando dai lanti, fino a tutti giochiamo ereditato un amore da sormano, e quindi si può tornare su che non è stato sormano, con quella tradizione che sono coerenti e tesinate, che non sono state né manipolate né strumentalizzate né utilizzate ad arte per anche tesinate. Hanno metallia provennere opportunità di consumismo, non manipoliamo su nostro, e quindi andiamo a stravolgere già che si storia nostra. Quindi mentre una storia di tradizione culturale che è sempre ligia e coerente, che su che non hanno lasciato e che a essere, quindi oltre che sono patrimoni, sono antichi, sono patrimonio nostro, che io chiamo su non solo di noi, se io che ti infusto da questa tradizione, da suo genitore, da suo manello, eccetera, e questa fortuna nostra, scusa, è sempre non la tradizione dell'allegre che sul libro scritto, ma della tramandata a livello orale, quindi a barata patrimonio nostro, e per questo è che siamo umani a esperti culturalmente, che abbiamo questa tramandazione orale, che questa tramandazione orale non si immagina bellare, quindi l'area che culturalmente non è nulla, che questa è questa identità nostra a volte, e quindi quando andiamo di identità andiamo di desinata, non solo di difesa, viene a questa cosa nostra. Poi un ringraziamento particolare a Teresa e ai comparantoni, che si sono sommamente impegnati in questa costruzione, questa scenografia, che anche nell'ambito del contorno a questa iniziativa. Quindi un grazie veramente del coro e insomma anche buona vaina. Poi a voi tutto pure una musica stendigliare meta che sono arrivo, quindi guardavo un augurio di buona adozione, che sia una serata che poi non si può dare qualche cosa di impruso di suo campo, quindi di arricchimento di poternare interiori. Quindi buon saluto e buon proseguimento. La tradizione non è mercanzia. Babbia che mi hanno domandato e che cosa è per te la tradizione? Non si via mi viene un pago prima di rispondere che la tradizione per me non è una teoria, un concetto come una di scienza o di filosofia. Non è una parola che potete essere serrata dentro di una definizione. La tradizione penso che non si impara a dire, esiste. Che è la terra che conosce il suo genere, che è l'acqua che conosce la lucrata per tirare a mare o a dare orta su quello che storna a nube. Che il giuvetto che conosce la lucrata per lucrare il mondo. La tradizione non scatta di terra e fusta. Questa è esattasse vino che fatto pare dentro di una cucina. E su uno dei suoi passi di suo ballotundo. E sto che venite da
esatte distanze, mentre che sul muro del suvento pesan poche foras a esa carrera. Este samutesa de sorvesos cando non fai d'ambruso e si china a te imparare qualche cosa. La tradizione este intragna, anima che non sus italianos. Esta esencia de su que so e semos. Nasciti esos contos que apintesos en el vicino menore, nasciti in San Manuel de Babbo, esos traios e esos corpos que entendía que de comprender, caro. Esos focos de esos punteros de Sant'Antonio, esos carras de cara, esos sonazos, e finas a intro a sos atitros. Esas palabras natas de salir vais as entrañas, as follatas ou natas de susto, que cosas que non poten mai essere apocchiatas che perdono la orza. Tanto la tradizione non è via del tempo scolato, è una responsabilità. È su che non lucrata e non che si chita per desprobato. È un'istrina che uchimus per poco tempo in manos. Non è cosa nostra. E forse la pregunta nuova non è a come la cambiare la tradizione. La domanda è un'altra, a parer mio. Se un organo digno della custodire, o abbiamo cominciato a prendere a estratto separato di l'anima nostra. Buonasera a tutti e grazie a tutti quanti di essere qua. Io sono ospite di questa comunità. Come diceva prima il sindaco, ormai sono e mi sento quasi di casa qui perché tante volte sono venuto qua e soprattutto qua è un luogo dove ho tanti amici e quindi questo, diciamo, mi porta a venire qua con tanto piacere. C'è un po' di ritorno, sono più in bombo, però cerchiamo magari di spostare un po' qua. Ecco. La riflessione del sindaco e anche le parole di Antonio oggi vengono arricchite da un libro, che è il libro di Andrea Rocci, che è a fianco a me. Sia io che lui veniamo in realtà da un paese che poi è diventato cittadina del Campidano, oggi dell'Interland cagliaritano, che ha sofferto di una crisi di identità, perché vedete il paradosso delle nostre comunità che lottano disperatamente per essere degni delle nostre tradizioni è questo: i paesi che stanno vicino alle città crescono. Io vengo da Quartuccio, Andrea viene da Quartuccio, oggi Quartuccio ha 15.000 abitanti, non soffre di spopolamento, però è stata travolta dalla città e quindi in un certo senso ha perso completamente il suo nucleo originario, le sue tradizioni e oggi lotta per recuperarle. I paesi dell'interno invece hanno il problema opposto, soffrono dello spopolamento.
sono sempre di meno le persone che vivono, che scelgono di vivere in un paese dell'interno. E però hanno più possibilità di essere degni di conservare i propri saperi, le proprie tradizioni. Ora, il bagaglio, l'heritage, come si usa dire in questi casi ormai, con un linguaggio internazionale, il patrimonio culturale dei saperi e delle tradizioni sta nei paesi, non sta nelle città, non sta a Cagliari, a Sassari. A Cagliari ormai si vive come si vive a Milano o a Berlino, i tempi di vita sono quelli, le relazioni sociali sono quelle, poi a Cagliari si vive benissimo rispetto ad altri posti e ancora si mantiene qualcosina dei tempi dei paesi, però i saperi restano nei paesi, i modi di fare il pane, i modi di fare i dolci, i modi di incontrarsi, come quello a cui abbiamo assistito noi oggi, che siamo stati ospiti di una comunità dove ci hanno offerto i dolci. Sono cose tipiche che vengono conservate nei paesi, che però sono quei paesi che stanno scomparendo. E questo è uno dei grandi paradossi che viviamo e che stiamo vivendo. E il libro di Andrea Locci si inserisce in questo contesto, in un contesto che è unico. E questo troppo spesso ce ne dimentichiamo. Cioè il contesto sardo è un contesto riferito alle tradizioni popolari unico. Io nella prefazione mi sono lasciato andare ad un aneddoto familiare. Io sono, diciamo, un meticcio, figlio di un continentale ed una sarda. Quando mia mamma è emigrata in continente, in una cittadina della Pianura Padana, si aspettava di trovare i costumi e le tradizioni, i canti, i balli come in Sardegna, le feste, Santa Greca, Sant'Efisio, tutte le feste che lei conosceva, e invece si è trovata di fronte al nulla. Questo è stato un trauma per lei, perché lei pensava ingenuamente, siamo negli anni 60, che le tradizioni popolari fossero una cosa normale, che fossero dappertutto, non si aspettava che le tradizioni popolari altrove fossero morte, non esistessero. Quindi noi come sardi abbiamo questa doppia responsabilità di conservare tradizioni popolari che in realtà altrove non esistono. Un costume per ogni paese. Cioè, ma vi rendete conto della ricchezza? Della ricchezza che abbiamo? I balli sardi, il canto a tenore, le laurelas, le gare di poesia, cioè le gare di poesia, non esistono in nessun'altra parte d'Europa eccetto che nei Paesi Baschi, qualcosina è sopravvissuta in Toscana. Le gare di poesia esistono solo in Sardegna. Allora, perché io nell'introduzione ho fatto questo ragionamento introduttivo? Perché non sempre noi sardi, come mia mamma negli anni 60, siamo consapevoli di questa ricchezza. Non sempre ne siamo consapevoli. E anche perché molto spesso la cultura osservante è denigratoria nei confronti di tutto quello che è identitario in Sardegna, per ragioni che, insomma, io ne ho parlato in altri miei libri. E quindi noi viviamo questa lacerazione, che molto spesso la cultura osservante non apprezza e non riconosce questa ricchezza. Sì, qualche grande antropologo, quando insegnava a Cagliari, la famosa scuola antropologica cagliaritana negli anni 70, Cilesi, De Martino, poi magari ne accenneremo, sono venuti qua proprio perché qua c'erano le tradizioni, c'era la cultura, c'era l'etnia, la musica etnica, sono venuti qua. Però in genere quello che si dice della Sardegna da fuori, in Sardegna non c'è niente, ci sono le pecore e il mare, un bel mare c'è in Sardegna, e invece c'è questa ricchezza
incredibile, oltre ad un patrimonio storico, archeologico, monumentale, anch'esso unico al mondo, che è comunque, secondo quelli che sono i miei studi e le mie ricerche, proprio connesso e collegato anche alle tradizioni popolari. Tutto questo ci provoca a noi sardi una lacerazione. Placido Kerchi la definiva la vergogna di sé, no? Ci provoca un conflitto interiore, ci provoca una ferita che anche inconsapevolmente ci portiamo appresso. Però molto spesso è proprio dal dolore, dalle ferite che nascono le riflessioni più importanti. Secondo me questa di Andrea Locci, è una riflessione importante, che nasce poi, lo dirà lui, lo racconterà lui, da una ferita, da una situazione che gli ha provocato un forte dispiacere. E però è da questa ferita che sta nascendo un movimento culturale in Sardegna di protezione delle tradizioni popolari sarde. In questo caso il focus di Andrea Locci è il ballo sardo, è, diciamo, l'aspetto principale, ma chiaramente si può proiettare a cascata tutte le manifestazioni della cultura e delle tradizioni popolari sarde, perché c'è una necessità di restare aggrappati alla tradizione senza essere troppo rigidi, se vogliamo, quindi trovare un punto di equilibrio tra tradizione e, diciamo, innovazione della tradizione, che è importante anche questo. E questo quindi sta portando ad avere essere questo libro, andrà un movimento e anche un punto di riferimento per tutti quelli che in Sardegna si approcciano con tanta passione e tanto amore alle nostre tradizioni popolari. Era l'estate del 90, una piazza al centro della Sardegna. Io pronto ad esibirmi con il mio gruppo folk. L'abito tradizionale indosso, fiero di rappresentare la mia comunità. Mentre aspettavo il mio turno, senti due voci dietro di me, due spettatrici, che guardavano con disprezzo un altro gruppo in scena. Guarda che roba! Il folklore è diventato lo sport degli ignoranti. Una gara che si inventa le cose più astruse. Ah, se mia nonna fosse viva, non si riconoscerebbe certo in quegli abiti tutti uguali. E l'altro. Giusto. Per fare qualsiasi sport ci vuole competenza. Nel folklore tutto è lasciato alla buona volontà. Quelle parole mi ferirono come una lama. Mi girai. Due signore distinte, l'aria di chi giudica senza conoscere. Avrei voluto rispondere, ma non lo feci. Forse avevano ragione, forse era un giudizio troppo severo. Da allora vissi in un limbo, sospeso tra due mondi. Da un lato una realtà che amavo, dall'altro il sospetto di indossare una maschera che non mi apparteneva del tutto. E iniziai a guardare con occhi diversi. Vedevo l'abito tradizionale usato per servire a tavola nei ristoranti. Vedevo balli che non avevano più nulla delle danze originali. Vedevo gioielli che erano solo imitazioni grossolane. Vedevo 10 gruppi folk rappresentare la stessa cittadina in 10 modi diversi. E tutto questo veniva chiamato tradizione. E ogni volta mi tornava in mente quella frase: gli sport degli ignoranti. Capii che il folklore non era un'attività da ignoranti, ma che bisognava reinventare il modo di rappresentarlo, con criterio,
con senso critico, con responsabilità. Prova, prova. Prova? Allora, buonasera a tutti anche da parte mia, poi per i ringraziamenti ci pensiamo dopo. E dunque, Antonio ha detto, tra le tante cose, questa tradizione, queste sono adesso spasso, adesso balluto. E da questo, poi, siamo arrivati a il folklore è diventato lo sport degli ignoranti. E quello che ha detto Teresa è vero. Io indossavo il mio abito, ero giovane, pensavo di fare una cosa bellissima per la mia terra, per la mia cittadina, di rappresentarla in modo degno. E poi mi arriva questa frase. È arrivata questa frase, per me è stata, come dice Fiorenzo, una ferita. No? Dalle mie parti si dice, mi sta arrivata una bussinada, cioè uno schiaffone di quelli che ti lasciano impietrito, ma che ti lasciano riflettere davvero. Perché mi ha ferito? Perché quella frase ha intercettato qualcosa di vero, no? Quel gruppo che si stava esibendo forse con troppe coreografie, con l'introduzione di maschere carnevalesche all'interno di balli, no? Perché siamo arrivati a questo. Dalle mie parti poi ci siamo divertiti parecchio con le invenzioni. E se ci pensiamo, insomma, se diamo uno sguardo veloce, il folklore, per come veniva svolto, per come veniva mandato avanti dai gruppi folk, aveva persino cambiato il significato della parola folklore, che vuol dire lo studio delle tradizioni popolari. A un certo punto folklore è diventato, e lo è ancora, un sinonimo di colorito, no? Un sinonimo di pacchiano, qualcosa di eccessivo, no? È entrato nel linguaggio comune di tutti, è una cosa folcloristica, no? E per alcuni era anche un motivo d'orgoglio. Per me, via via, è diventato qualcosa di cui vergognarmi. Al lato pratico cosa succedeva? Che alcuni tratti della nostra cultura, come balli, canti, abiti tradizionali, poi al lato della rappresentazione venivano offerti come qualcosa che si offre al turista, no? E quella vergogna è cresciuta, è nata, cresciuta dentro di me. Me la sono portata avanti per tanto tempo. Io in quel modo ci ho abitato per 22 anni. Ci ho fatto parte per 22 anni, ho continuato dopo quello schiaffone a far parte di questo mondo. Perché? Perché comunque in un gruppo, come in tutti i gruppi, quando si è giovani ci si trova bene, no? Si passa del tempo insieme, si condivide, si programmano tante cose, si ride, si scherza, si litiga, si cresce insieme, insomma. Dall'altra parte però c'era questo grande fastidio che provavo, perché, come dire, avevo il grande sospetto di appartenere a un mondo che in effetti non conoscevo davvero. E quindi dopo quell'episodio, dopo lo sport, il folklore è diventato lo sport degli ignoranti, ho incominciato a guardare davvero, no? E allora ho incominciato a guardare quello che mi scorreva a fianco. E allora, come ha detto Teresa, ho incominciato a vedere le cose più strane, no? L'abito, dalle nostre parti, le parti più preziose, no? Quelle di broccato, di seta, di fili d'oro, è stato sostituito con parti di plastica. Ci sono abiti maschili che davvero, quando veniva chiamato all'ultimo momento per partecipare alla sfilata, gli appiccicavano col biadesivo
delle passamanerie, no? La camicia normale. Cioè eravamo arrivati a delle cose assurde, ai balli super coreografati, come ho detto prima, l'ingresso di figure che non c'entravano niente sui balli, ma la cosa che mi ha dato molto fastidio è quella di usare l'abito tradizionale per servire a tavola. E ogni volta che vedevo queste cose mi tornava in mente quella frase: il folklore è diventato lo sport degli ignoranti. E in tutto questo non ho cercato colpevoli, no? Perché in fondo colpevoli o siamo tutti o siamo nessuno. Sono andato a cercare le origini di tutto questo, e per cercare le origini bisogna tornare indietro e andare a indagare nel Novecento sardo. Cos'è accaduto nel Novecento sardo? Tutto inizia col fascismo. No? Inizialmente il fascismo aveva rifiutato qualsiasi ballo, canto, eccetera, eccetera, poi dagli anni 30 in poi il fascismo aveva bisogno di mostrare la sua identità popolare, un'identità che fosse pulita, ordinata, pittoresca. Nascono lì i primi cliché sul folklore sardo. Perché? Perché comunque il fascismo chiedeva abiti di massima gara, quindi tutti uguali, tutti eleganti, con oro sovrabbondante. Nascono anche le prime richieste di costruire le prime coreografie. Ecco i primi cliché di cui parlavo. E poi si organizzano in questo periodo i concorsi, le sfilate, dove vengono premiati il gruppo più bello, il costume più bello. È lì appunto che nasce la distanza tra quello che eravamo e quello che ci veniva chiesto di sembrare. Poi arriva la guerra, no? Tutto si ferma, in certi paesi le tradizioni spariscono del tutto, verranno riprese solo come rappresentazione da parte del gruppo folk. Poi accade qualcos'altro in Sardegna, qualcosa di significativo che riguarda l'aspetto sociale, l'aspetto economico. Negli anni 50 entra in crisi il settore estrattivo, no? Quindi la regione si era impegnata affinché il turismo fosse la nuova voce da mettere a profitto. Ed ecco che nascono nel 1961 la Costa Smeralda, e tra gli anni 60 e gli anni 70, in questi ventenni, nascono i primi villaggi turistici. Ancora niente all'interno perché insomma avevamo una brutta nomea, ma nelle coste nascono i villaggi turistici. I villaggi turistici si differenziavano dalle altre strutture perché si svolgeva tutto lì. Il turista non usciva mai. Quindi c'era bisogno dei gruppi folk, di gruppi di rappresentanza da far esibire all'interno del gruppo folk. E alcuni esponenti di quei gruppi nati negli anni 60 me l'hanno raccontato direttamente. Noi ci abbiamo provato a fare la ricerca, però la ricerca sugli abiti, sulle tradizioni in genere ci vuole molto tempo, e però questi bussavano, no? Bussavano, ci serve il gruppo per luglio-agosto, se non siete pronti ne chiamiamo un altro. E quindi niente, si mette da parte la ricerca, e che cosa si fa? Si prendono quei vecchi cliché nati nel periodo fascista. Abiti tutti uguali, coreografia. Per che cosa? Per consegnare un prodotto già finito al turista. Poi arriva la televisione, no? E in Sardegna abbiamo assistito per oltre 30-40 anni a una trasmissione, Sardegna Canta, che settimanalmente trasmetteva dei programmi che riguardavano le nostre tradizioni. Un'esposizione enorme delle nostre tradizioni, un'opportunità enorme che però abbiamo perso, perché comunque quando venivano fatti esibire i gruppi sembravano suoni e colori, no? Della nostra terra, senza che nessuno li spiegasse, tra una pubblicità e l'altra.
Perché? Perché non hanno mai spiegato effettivamente perché si faceva quella tradizione, in quale occasione veniva svolta, perché ci si vestiva così, come mai in Sardegna abbiamo questa diversità per quanto riguarda i costumi, per quanto riguarda i balli e per quanto riguarda tante altre cose. Non è stato mai spiegato, no? Abbiamo subito quasi passivamente quelle immagini per 30-40 anni. Cosa è successo? Che il folklore è finito per diventare immagine. L'immagine diventa stereotipo e lo stereotipo diventa l'identità ufficiale. Voi pensate che anche gli anziani che avevano vissuto le loro tradizioni, quando sono stati intervistati, ricordavano per primo le cose che avevano visto per 30-40 anni in televisione. Avevano proprio cancellato, la televisione a questo potere aveva cancellato proprio le tradizioni delle persone che le avevano vissute. Parlando di stereotipi, lo stereotipo spesso è figlio di qualcosa che è mancato, di una negazione. Se noi ci pensiamo, noi sardi nasciamo, no? In questo forte attaccamento, questo senso di appartenenza, questa forte identità alla nostra terra, no? È proprio forte, è reale, viscerale, la sentiamo addosso. Nasci nella terra dei nuraghi, la storia la respiri, senti parlare dei giudicati, dei popoli colonizzatori. Ma se qualcuno ci chiede, no? O ci chiedeva, che cos'è l'identità per voi? Non avevamo modelli di riferimento se non gli stereotipi. E allora lì sono nati, come dire, gente di poche parole, popolo antico, la terra del silenzio, la valentia, Saleppa, la birra. Meglio si chiusa. E poi arrivano gli stereotipi da fuori, no? Anche a partire dai viaggiatori di Sardegna, la terra desertica, terra antica, misteriosa, arida, terra isolata. I sardi avevano paura del mare, permalosi, testardi e via dicendo. Il problema qual è? È quello, ripeto, non avendo modelli di riferimento, la cosa dolorosa è che tutto questo, tutti questi stereotipi, alla fine abbiamo finito per interiorizzarli noi, no? Farli nostri. Perché? E questa è una risposta che in parte mi ha fornito Fiorenzo nei suoi libri. C'è mancata la storia, la nostra storia. È paradossale, no? Cresci nella terra dei nuraghi, respiri la tua storia, ma nessuno te la spiega. Però sappiamo tutto di Roma, sappiamo tutto di Napoleone, sappiamo tutto della Resistenza, niente di chi abitava in questa terra, non viene detto nulla. Io ho 2 figli, insomma, nei loro libri quasi mai compare la Sardegna, se non per brevi tratti nella geografia. Ma la storia non la nomina nemmeno. Quindi non si parla niente né di chi ha scritto, chi ha pensato, chi ha resistito, chi ha costruito qui. E cosa accade senza storia, senza memoria? Che la nostra identità non si regge in piedi, no? Puoi sentirla, ma non sai raccontarla. Nel folklore non avevamo una struttura, un modello di riferimento. Abbiamo incominciato a fare che cosa? Ad accontentare il turista, no? Andavamo nel villaggio turistico e cercavamo delle scorciatoie e dicevamo tanto al turista piace, tanto il turista non lo capisce, e continuavamo a fare, a sommare delle cose che non appartenevano più alla nostra tradizione, ma la chiamavamo tradizione. Da qui il titolo, l'illusione della tradizione. E tutto questo ha creato confusione. Questa confusione ha generato quella ferita di cui parlava Fiorenzo. Questo libro nasce esattamente lì, per ragionare sopra questa ferita e per trasformarla in un metodo.
ba paraulas a Edana e que para investitar dentro essas pretas. Paraulas que una volta che sono natas non poten andare orta. Moven da iuca nostra e non sul grabo di orreare su cammino solo. Potene rompere al loco che non conosciamo e fa che danno in maniera che non si potene schiere nel suonare. E quando ti scarvegliano non donano via ora per ora, ma porta su dolore allento. Si impertusina da bello a bello e si ferma dentro il suo cuore, il suo mente, e crescete in silenzio. Si nutre dei suoi spessamenti che tornano a facere e si può fare che presenza costante, come te una specie occhio delle sue entragne che si chiede annare. Resta intro, crescono intro di noi, si chiede a tornare in mente, a cambiare il suo modo di pensare, di intendere il suo mondo. E poter influenzare il suo modo e su quale noi viviamo, a noi mantessi e sus ateros, a pescarne dubbios, timorías o a volte una distanza che prima non vidi. Ma Don Zibretta poter portare a semene e fino al suo dolore si imparamos a lo comprendere e lo travagliamo come si tocca, poter dare nascimento a qualche cosa nuova, a una crescita, a una orsa che prima non crediamo che passasse. In questo anche imparamos a conoscere mezzo a noi stessi e a dare luce a ciò che amo il bibito e a portare esa erta in una risorsa, come dicono gli italiani. Tocca di accattare esa terra giusta però, un luogo, un tempo, una maniera di rimunire queste esperienze per che possano riempire e rompere in vita, non solo in fretta. La terra giusta potete essere una relazione sincera, un momento di riflessione, o sul coraggio di aprire il suo cuore e di dare pedese al suo cambiamento. Non è facile riprendere, diciamo, il discorso su un livello razionale dopo queste profonde parole che ha seminato del vento Antonio, perché alla fine ragioniamo su cose anche appunto semplici, se vogliamo, ragioniamo su come vestire, come impostare la faccia di un costume, di come ballare, di come creare una coreografia, però poi alla fine c'è questo conflitto. E perché c'è questo conflitto? Questo conflitto c'è perché, ed è un conflitto che noi sentiamo, no? Perché tu ne sei, sono le discussioni, i litigi, è un campo questo dove la gente litiga, no? Le discussioni quasi quanto i linguisti, diciamo, no? I linguisti sono imbattibili, i nostri linguisti. Da questo punto di vista c'è molta dialettica, molta conflittualità anche positiva, però perché alla fine in fin dei conti è un ballo, no? In fin dei conti è un canto. Beh, in realtà
c'è qualcosa di più forte, no? Che ci prende quando ragioniamo sulle nostre tradizioni popolari. Perché quando riflettiamo, no? E indossiamo un abito, indossiamo un costume, in realtà stiamo rappresentando una comunità, abbiamo una grossa responsabilità di rappresentare un'intera comunità e di rappresentarla sentendo dietro di noi, dietro le nostre spalle, il fiato dei nostri avi, dei nostri nonni, di tutte le persone che ci hanno preceduto, di tutta quella folla di spiriti che ci guarda e che rappresentiamo in qualche modo. E quindi tutto il sapere di una comunità viene rappresentato da una vestizione, da un abito. Quindi è un gesto solenne in realtà, quello di andare a rappresentare la propria comunità. Non è una cosa così banale, sì, ci si diverte, si balla, si canta, si mangia, si beve, si sta in amicizia, però c'è qualcosa di molto più profondo e di più solenne quando in realtà rappresentiamo la nostra comunità, che poi per rappresentare appunto tutte le persone che in quel paese ci hanno preceduto. Oggi noi abbiamo un po' superato i ragionamenti che facevano gli studiosi degli anni 70, 80, Clara Gallini, Alberto Maria Cilese, tutti quegli antropologi che appunto sono venuti da fuori per studiare le nostre tradizioni popolari, e in quegli anni 70, anni 80, era molto di moda l'interpretazione gramsciana e marxista delle cose, quindi diciamo anche il folklore veniva visto come una forma di lotta, di classe, come una ribellione, se vogliamo, no? Le classi subalterne che manifestavano la loro identità, il loro esserci nella storia, il loro esserci nel mondo. Oggi in realtà, se vogliamo, quel tipo di interpretazione è stata superata dal consumismo, dal turismo, dalla globalizzazione. Oggi è cambiato quel modo di rappresentarci, non è più un modo di rappresentare il popolo di fronte alle classi, diciamo, all'elite. Oggi dobbiamo fare i conti con un nuovo comandante che è appunto il consumismo all'interno di un sistema globalizzato. Quindi il consumismo vuol dire che tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi creiamo, qualunque oggetto ma anche qualunque servizio, ha un corrispettivo in denaro. Questo è il consumismo. E il consumismo il capitalismo, il mercato si è impadronito anche del nostro folklore. Quindi la domanda che faccio io ad Andrea, a cui mi risponderei dopo, è proprio questo: come si regge un folklore e una tradizione popolare di fronte a questo tsunami, a questo maremoto rappresentato dal consumismo. Però prima. Alziato ci ha insegnato a distinguere tradizione rigida, tradizione flessibile. Cirese ci ha insegnato a guardare nel tempo. Ogni pratica ha una storia, un luogo, un momento in cui è nata. Due strumenti potenti, ma da soli non bastano più, perché manca un terzo asse. Non guarda cosa facciamo, riguarda come lo raccontiamo. Lo chiamo comunicazione responsabile.
quando ho iniziato a scrivere il libro, la mia domanda è: come può un signor nessuno come me proporre un modo diverso le tradizioni popolari su un palco? Quando ho raccontato le mie intenzioni a quelli che erano i miei amici del movimento folcloristico, le cose che mi dicevano è: ma lascia averti, ma chi te lo fa fare? Ma si è sempre fatto così. Però insomma io tendenzialmente sono una persona dalla testa dura, avevo il fuoco dentro, volevo davvero trovare delle risposte, e le risposte erano già scritte. Alciatore, come ha detto Teresa, ci insegnava già nel 1957, perché lui si era già accorto del problema della rappresentazione delle tradizioni popolari. Nel 1957 propone questo modo di vedere. Distinguiamo nella tradizione una parte rigida e una parte flessibile. Tradotto in soldoni, cosa vuol dire? C'è una parte rigida delle tradizioni che non può essere cambiata. La parte rigida la troviamo nelle fonti, no? Quando dobbiamo fare ricerca troviamo le fonti scritte, fonti orali, le incrociamo, vediamo se combaciano, cerchiamo altri tipi di fonti e vediamo che il ballo, per esempio, presentava una forma senza coreografia, non ce n'è. Ecco, Alciatore dice: questa è la parte che non si può cambiare, deve rimanere senza coreografia. La parte flessibile qual è? È quella dell'adattamento. Prima si ballava per un'ora e mezzo, sempre lo stesso ballo. Oggi diventa difficile proporre queste danze così lunghe, per cui la tradizione flessibile ci permette di adattare, no? Un'altra cosa, Cirese, l'ho nominato prima a Fiorenzo, ci insegna a guardare dentro a ogni pratica e ci dice: no, voi dovete sapere bene a che epoca appartiene quel ballo, quell'abito, eccetera, eccetera. Non bisogna considerare il passato come un blocco unico, no? Il nostro passato è fatto di una serie di stratificazioni. In queste stratificazioni sono comparse diverse tipologie di costume, prima un po' con una foggia un po' più semplice, poi magari si è arricchita, eccetera, eccetera. Ecco, questo dobbiamo imparare per raccontare le tradizioni. E poi io non ho fatto altro che aggiungere una piccolissima cosa. Viviamo nell'epoca della comunicazione e le dobbiamo raccontare, no? Prima ho detto Sardegna Canta ci ha un po' frullato il cervello, per 30-40 anni ci ha proiettato delle immagini e ormai riconoscevamo quelle come originali, no? E cioè, attraverso la comunicazione, che io chiamo responsabile, quando ci esibiamo un ballo, un abito, un canto, lo dobbiamo spiegare. D'altronde succede anche nelle grandi manifestazioni come l'Aida, no? Se io vado a assistere all'Aida c'è un librettino che mi spiega in quale epoca si svolge quella cosa, cioè mi spiega, mi crea il contesto. Ecco, attraverso la comunicazione responsabile noi possiamo ricreare in parte il contesto dove le nostre tradizioni popolari avevano luogo nel passato. È un atto educativo, no? Dopo 40 anni di Sardegna Canta, con la spiegazione si riesce a capire, no? A informare la popolazione, chi ci guarda, del perché, del per come venivano portate avanti le nostre tradizioni. E quindi, insomma, è tutto qui, no? Alciatore le aveva già scritte, Cirese le aveva già scritte tutte queste cose, e poi ho aggiunto questa piccola postilla della comunicazione responsabile. Però cos'è successo, no? Oltre a Sardegna Canta, quando si esibivano i gruppi tanto tempo fa, salivano sul palco
Al massimo dicevano la provenienza, il nome del ballo e si esibivano. Basta. No? Implicitamente, dato che da un gruppo folk ti aspetti che loro siano più esperti di me nella tradizione, ti aspetti che quello che stanno facendo sul palco sia tutta tradizione. No? Quindi in quel caso c'è la non comunicazione, no? Però implicitamente passa tutto nel canale tradizionale, oppure c'è anche chi riempie quel silenzio per dire cose false, no? Chi si presenta come ballo tradizionale una cosa che è nata ieri, non per ignoranza, ma perché era un uso comune e si è fatto sempre così, per convenienza, per costruire un'identità rassicurante, per vendere un'immagine ai turisti, per creare consenso, per beccare gli applausi, no? Questa non è comunicazione implicita, è comunicazione, come dire, disonesta, no? Faccio passare una cosa per un'altra. E il danno che produce è doppio, inganna chi guarda e tradisce chi ha davvero custodito nel tempo quella tradizione. Perché? Perché le parole contano, hanno contato sempre. Per questo dico che tre cose inseparabili: il rigore filologico, come ci insegna Alciator, la storicizzazione, la differenza nella storia che ci ha insegnato Cinese, la comunicazione responsabile, cioè il coraggio di raccontare al pubblico quello che fai, perché lo fai, di dichiarare le fonti, da dove hai tratto spunto per la ricostruzione di quella tradizione, per dire al pubblico questo viene da qui, questo lo abbiamo ricostruito, questo è cambiato nel tempo e vi spieghiamo perché e per come. Ecco, solo tenendo in equilibrio tutte queste cose non si va verso l'invenzione. Grazie. Io divento Ma te basta, Luciano. Sul microfono. A dare sul nome suo ad ogni cosa è il suo primo atto di rispetto, che non tutto su che si mostra questa tradizione e non tutto su che cambia è il progresso. Ma cose che possono cambiare, proseguire alla fa che vivere, e ma cose che si las cambias non sono trascursas, sono altre cose. Questo è su libros. La tradizione che hanno il via non può buttare sul passo. Potete cambiare idee, potete separare un'ora differente, potete accattare un'altra maniera, però non si perdere il tempo nostro. Ma non potete perdere sulle entragne. In vita, giocare a giocare, io che sono tempo suoso. Rubat credo sia da su manzano, a Raveschena, si scoricata, da su Iovia, vinas a su martis, da cara secare, che l'ula l'inamo su zavie su crepato. Oggi, da quando abbiamo tornato a bocca a campo, essi si usava a borderia. E dunque, questo non carnare chi è scambiata la tradizione. Carnare chi l'hanno fatta girare che sono porta comodo. Cavoli non si può vivere che ha danno. Non è prosciumato il mondo, non bisogna prosciumato si trassa del suo lavoro, non è prosciumato si vita. Ma se sul gesto sono abbarrato, si
las acciones que aqueles bandeireiros son abarratas, se sopesos as arrestados, o Kitty, sue moglie di tornare a vita, sono gallo in occhio. Correndo al matessi carrera, stanno carennare che la tradizione non è morta. La musica ha cambiato il carattere, ma anche non per noi. Attero è scando una cosa sia che nuova. La bestinche antica e nessuno non è la stessa cosa. La vede per memoria. Quando si secca la raichina e poi si narra che nessuno sa matessi che prima non è stato. Attero è scando sul sacro si ponete in un marcone per aggradare a suo soccorso di chi è colata. Questo è a raichinare la tradizione. E una tradizione raichinata non potete essere bella. Potete essere scolorita, potete aggradare a chi l'ascolta tutta la vita, ma non giù che brucia matessia anima. La tradizione non è cosa da inventare per un palco. Non è cosa di abbellimento per ammorare i turisti, non è cosa di bagassare a chi è paga per ordinari. Torno a dire che la tradizione è responsabilità. È responsabilità che narrare di schire da dove viene una cosa. Poi si anche chi è la bauta, chi è la costruita, chi è la che data che è nella traichere. Quando non possono respirare la retina si secata e la perdimos. Ma a mia porta mi pare che la non perdita. Percusso a dare il lume suo non è cosa di libroso. È cosa di coscienza. Che dilemma la tradizione, Poi, quando si lega all'identità, alla storia, siamo sempre qui a cercare di capire cosa è giusto e cosa non è giusto, cosa è sbagliato e cosa non è sbagliato. E all'interno poi appunto di questo mondo che cambia così velocemente, così rapidamente, chiaramente è impossibile fare con lo stesso spirito le cose che si facevano prima, farle oggi. Il carnevale oggi è cambiato. Si fa con uno spirito diverso, però come dice giustamente Antonio c'è una questione di coscienza profonda che ti porta a adeguare ai tempi moderni, ai tempi di oggi le nostre tradizioni, ma lo dico senza piaggeria, insomma. L'operazione che è stata fatta qui a Lula di riscoperta del carnevale, che è anche una ricostruzione, se vogliamo, rispetto ad altre realtà, è stata fatta con coscienza, appunto. Però ci ritroviamo sempre in una situazione difficile, no? Hobsbawm la chiamava l'invenzione della tradizione, perché il rischio di inventare una tradizione per poterla vendere, per poterla usare, a volte non è soltanto, come dicevo prima, il frutto del mercato che ti chiede tradizioni, a volte ci sono anche discorsi politici dietro, discorsi di rivendicazioni politiche o
culturali. No, abbiamo visto qualche anno fa che improvvisamente sono apparsi gli elmi cornuti sopra le teste dei leghisti che andavano con l'ampolla a prendere dalle sorgenti del Po l'acqua santa, l'acqua sacra, delle sciocchezze chiaramente inventate, però c'era un discorso politico inventato, ma c'era un discorso politico. E quindi queste sono tutte le questioni che dobbiamo affrontare. Andrea ha colto il punto, il riferimento proprio col discorso della comunicazione consapevole. Io su questo sono molto d'accordo, perché quando spieghi una cosa gli stai dando valore, altrimenti è una cosa buttata lì, no? È una cosa che non ha... Ma quando tu una cosa la accompagni da una spiegazione e il pubblico ha la pazienza di ascoltare la spiegazione, gli stai dando anche valore. In questi anni qualcosa è cambiato. Molti gruppi folk hanno scelto un'altra strada. Studio rigoroso, documentazione storica, confronto serio con le fonti. Si sono scritti libri, organizzati convegni, avviati percorsi multidisciplinari. E tra gruppi, e questo forse sorprende, ci si aiuta, davvero. Non c'è solo competizione, c'è collaborazione, c'è una rete che cresce, una maturità culturale che smentisce l'idea di un folklore ingenuo fatto solo di costumi e di applausi. Ma fuori da quel cerchio, fuori da chi questo lavoro lo fa davvero, c'è qualcosa che non va. C'è chi tratta il folklore come un blocco unico, giornalisti, pseudoesperti, commentatori occasionali che scrivono di folklore senza conoscere le intenzioni interne a questo settore, senza sapere che esistono gruppi che lavorano con rigore e gruppi che non lo fanno, senza volerlo sapere perché distinguere costa fatica. Allora si passa da un estremo all'altro, o il folklore tutto tradizionale, tutto autentico, i custodi della memoria di un popolo da proteggere, da celebrare, da non toccare, o il folklore è vittima del colonialismo, strumento di oppressione, falsa coscienza da smontare. In parte è vero e in parte no. Ma per capire quale parte bisogna conoscere, bisogna distinguere, bisogna entrare nel dettaglio. E chi non lo fa, chi spara sul blocco unico senza guardare dentro, non sta facendo critica culturale, sta facendo rumore. La posta in gioco non è solo teorica, è culturale, è politica. Se tutto è tradizione, nulla lo è davvero. Se ogni invenzione viene confusa con la memoria vera rischia di affogare sotto narrazioni più comode, più spettacolari. Difendere il diritto a distinguere non è arroccarsi nel passato, è un atto di responsabilità verso il passato, ma anche verso il futuro. Allora, riprendo brevemente quello che ha detto Teresa. Se tutto è tradizione, nulla lo è davvero. E qui mi riferisco a un capitolo particolare, un capitolo che dove ho speso parecchie, sono state necessarie parecchie energie, che è il capitolo 4. E qui si parla di invenzioni, che a quanto pare non sono solo un tratto caratteriale sardo, ma sono presenti in tutto il mondo. Che cosa ho fatto io? Ho fatto un confronto fra quelle che sono le teorie internazionali, quindi teorie di stampo antropologico, e le ho messe in dialogo con quello che è il caso sardo. Questo perché? Perché quando dialogavo con degli antropologi, con alcuni antropologi, molti mi dicevano è tutto tradizione. Ma davvero? Io dicevo, ma se io mi metto in jeans con la berretta è tradizione? Sì, è tradizione.
io non ci volevo credere. E niente, per approfondire questo tratto particolare io sono passato attraverso 4 pensatori. Uno è Dawson, americano, antropologo, anni 50, di cosa diceva? Il problema non è inventare. Il problema è inventare e nasconderlo, non dire la verità. No? Sostanzialmente diceva questo, presentare come antico qualcosa che è nato ieri, da sottolineare che lui parlava per la sua nazione, che erano gli Stati Uniti. Quindi presentare senza ammettere che è un'invenzione, spacciandolo per memoria quando è solo fantasia. L'altro pensatore è Hobsbawm, inglese, una persona che conosceva profondamente il pensiero di Gramsci, e Hobsbawm va oltre, no? E diceva che certe tradizioni nascono apposta per rassicurarci, per darci un senso di continuità nei momenti in cui tutto cambia troppo in fretta. Prima, nel mio primo intervento, ho detto che negli anni 60 e 70 sono gli anni in cui viene incentivato il turismo, i gruppi folk vanno nei villaggi turistici e lì accade di tutto, si arredano vecchi cliché, coreografie, eccetera, eccetera. Perché? Perché in quel momento la Sardegna è cambiata molto, molto velocemente a livello sociale, ma a tutti i livelli. Quindi è successo anche da noi che ci si è aggrappati a modelli che non erano nostri, però erano modelli rassicuranti. No? Dalle mie parti c'è il matrimonio selargino. No? Il matrimonio selargino è un'invenzione, come diceva Hobsbawm. È un'invenzione della tradizione, questa catena che unisce gli sposi, ma assolutamente. La catena era una parte dell'abito femminile di massima gala che serviva per allacciare il grembiule. Poi negli anni 60 hanno visto bene di trasformarlo in un simbolo e ha funzionato, no? Ha funzionato molto, molto bene, devo dire la verità. L'altro pensatore è Gramsci, il nostro grande Gramsci, che insomma è molto conosciuto all'estero, un po' di meno da noi, e ci ricorda qualcosa di particolare. Il potere, lui dice, il potere più forte non è quello di chi usa, di chi ti impone le cose con la forza, ma quello che ti convince di un'idea piano piano, alla fine diventa naturale, alla fine dipende di tutti, e tu l'accetti senza accorgerti che qualcuno l'ha costruita apposta perché tu l'accettassi. Gramsci lo chiama consenso, no? Pensandoci, si possono fare diversi esempi, no? Andiamo lontano dal folklore, il classico accorso, no? Quando tu invece di fare un concorso entri in un posto di lavoro perché hai un partito politico alle spalle, perché comunque sei figlio di, eccetera, eccetera. 30 anni fa, 40 anni fa questo creava scalpore, no? Oggi una pratica normalizzata, tutt'al più si scuote la testa, no? Si passa oltre, tanto fa sempre così, cosa ci vuoi fare? Nessuno ce l'ha imposto, però ce l'hanno fatto vedere così tante volte che alla fine è diventato normale. Quindi il potere vince davvero quando non deve più nascondersi, quando sa che noi ormai non ci scandalizziamo più. È quello che dicevano a me quando proponevo una visione diversa del polo. Tanto si è fatto sempre così. E poi c'è il nodo vero, no? Vi ricordate, all'inizio vi ho detto che degli antropologi mi dicevano è tutto tradizione. In effetti ci sono dei pensatori che hanno, come dire, scritto delle teorie dove dicono, si tratta di Endler e Linekin, dicono per loro l'autenticità di una tradizione non dipende da dove viene, non dipende neanche dalla storia. C'è una tradizione che non dipende dalla storia, non dipende da nessuna fonte,
può anche non dipendere da nessun tipo di documentazione. Dipende da come viene sentita oggi. Tradotto in soldoni, se io vedo un gruppo folk che si esibisce, fa delle cose stranissime e il pubblico l'applaude, quella è tradizione. Sembra anche una cosa, come dire, politicamente corretta. Decide il pubblico. Il pubblico fa presto ad applaudire. Dopo 30-40 anni di certe trasmissioni, fai delle cose strane nel pubblico, qualcuno ti applaude, ma non automaticamente quella cosa può diventare tradizione. Tra l'altro quelle sono teorie scritte per particolari tipi di popolo, non il nostro. Si sente, registra tutto questo. Non il nostro. Come diceva Fiorenzo, noi abbiamo una ricchezza culturale da questo punto di vista enorme, che non è presente da nessun'altra parte del mondo, non perché siamo speciali o migliori, è così. Però insomma, ne dobbiamo tener conto. E non tutte le teorie antropologiche possono essere applicate in ogni contesto. Quel tipo di teoria da noi sicuramente non va applicata, perché da noi ci sono tante altre cose da tenere in conto. Perché? Perché comunque se lo prendiamo alla lettera, questo che dicono Handler e Linikin, tutto ciò che viene fatto sul palco, se il pubblico lo percepisce come vero, è tradizione. Esattamente quanto un gesto o una tradizione che c'è da noi da 200, 300, 400 anni, esattamente la stessa cosa. A quel punto, come dire, non abbiamo più nessuno strumento per distinguere. È tutto tradizione, anche quello inventato ieri. Il pubblico ha applaudito, è tradizione. Insomma, mi sembra davvero che non funzioni così. Ecco perché dico che se tutto è tradizione, nulla lo è davvero. I gruppi lo hanno dimostrato, perché comunque questo è il secondo libro, è il secondo libro che scrivo. Il primo, diciamo che ho illustrato delle strade alternative e molti gruppi folk lo hanno accolto, no? Il cambiamento è stato mandato avanti. Quelli che non hanno ceduti all'invenzione sono stati tanti. Il cambiamento è anche tra di noi, no? Non coinvolge tutti, ma è abbastanza per indicare un prima e un dopo, per vedere le differenze di come veniva fatto prima e di come viene fatto oggi. Abbastanza, appunto, per distinguere tra un folklore filologico che si appoggia alle fonti e un folklore inventato. Le distinzioni vanno assolutamente fatte. Grazie. Za memoria este que la biblioteca de Babele, ma no este apta in via de libro, no. Este un loco che non ha fine, un loco vio, una specie de malume manno, uves e gullis di non solo le parole scritte, ma esas experiencias, los sentidos, las strategias. Io che caras che ti mirano, caras de persone che has conosciuto, de altre che has solo passato. Esos ocos de solo, io che los contos e los sentidos, io che manos che ti toccano la memoria, manos che hanno travagliato, che hanno carignato, che hanno sostenuto e che lasciano una orma e sa retentiva.
Io che te pedes que camina te esas camineras, símbolo desa lucrata desa vida, desos viaggio fatos e desos que restan a galua facere. E ciò che poches che contano e cantano, poches che tramando sa cultura, sa lingua, sos contos e esas canzones de maída de un popolo. Quando sul prima poche si studia, non muore di via una persona. Si perde vista esas historias que se chi adentro. Filos que lo prendiano a sos ateros. Una parte de cura che non ha memoria collettiva. Dunque, si una manera di conoscere il mondo, un modo unico di interpretare la realtà e di dare conto a se cose. E dunque di vivere e di intendere la vita. Un gruppo di appassionati inizia a frequentare il laboratorio di Launeddas ad Assemini. Non sanno ancora che quella curiosità diventerà una ricerca che durerà decenni. Quella ricerca non si è più fermata. Fonti orali, fonti musicali, fonti scritte intrecciate. Non un singolo esperto, una squadra, generazioni diverse, discipline diverse, suonatori, studiosi, anziani, giovani ricercatori. La stessa cosa è accaduta per i costumi, per il gioiello, per il canto, e ogni volta che qualcuno ha scelto di fermarsi, di cercare, di confrontarsi invece di inventare, la ricerca ha prodotto qualcosa che resiste. Ma la vera rivoluzione è stata un'altra, la condivisione. Notizie, ricerche, fonti che circolano si moltiplicano, si correggono a vicenda. Una rete che cresce, una rivoluzione silenziosa, ma reale, che mette in crisi una volta per tutte il vecchio stigma che ci portiamo addosso da secoli. Pocos locos y mal unidos, perché la ricerca che resiste al tempo non è mai il lavoro di uno solo. Allora, Teresa ci ha raccontato del cambiamento. Come vi ho detto prima, il cambiamento è reale, ci sono davvero tanti gruppi che hanno portato avanti delle ricerche, le condividono continuamente con tanti altri e insieme si cresce. Ci sono ricerche come quella per il ballo campidanese che durano ormai da 40 anni, no? Ci sono altre ricerche come per l'abito e per i balli che durano di meno, ma sono delle ricerche altrettanto valide. Hanno prodotto un cambiamento reale, è stata una svolta perché è arrivato quando quando abbiamo raggiunto la nostra consapevolezza. Prima abbiamo parlato di storia, la storia ci è stata negata, quando l'abbiamo studiata in maniera autonoma siamo diventati consapevoli e lì è cambiato tutto. Sta cambiando anche qualcosa a livello politico, no? C'è una studiosa che dice, Laura Jane Smith, che chiama l'Authorized Heritage Discourse, il discorso patrimoniale autorizzato. Lei sostanzialmente dice che il discorso sul patrimonio, sul folklore, ormai viene ridotto a narrazione. C'è un discorso che portano avanti i politici, la televisione, molto spesso è strumentalizzato questo discorso. Però cosa è successo? Che la politica e la televisione si sono accorti di questo cambiamento. È come se ne sono accorti. Hanno incominciato, come dire, a invitarli durante le processioni, durante le sfilate,
manifestazioni. Questo cosa ci dice? Che non tutto è cambiato a livello televisivo, a livello politico, assolutamente, continuano a commettere gli stessi errori, però è un qualcosa, è un grande segnale questo. Anche la televisione, anche la politica incomincia ad accorgersi di questo movimento, di questo cambiamento. Grazie. Stranzo, rotturista, potete vedere Salvestes, potete vedere Sosentinos, Rossonazzo, su ballo, su passo e su ballo, potete fare una fotografia, potete narrare lampolite, bello, gusto. Ma è Saida che conosce su peso. Conosce su peso de cosa este. Ische di canno l'ancusita. E de che vince mano pezzas che l'hanno stato. Conosce su peso de su sono quando non è strumento è via ma ammento. Conosce su peso de su passo che non è spettacolo ma manera de stare paris, el rito de sus papos e de sus mamas anticas. Cada onzi cosa tiene su passo suo, su peso de su che si mostra e mescamente de su che non si mostra. Chi tiene prospesos pur. Pesa sa parola. Pesa sull'umano e pensa a mutesa presa. Canno però sul silenzio del rispetto e non era mutesa del dimentico. Siamo all'ultimo giro di questa per me bellissima serata e non aggiungo altro, parola a Teresa. Il folklore è diventato lo sport dell'ignorante. Per anni questa frase mi è rimasta dentro come una scheggia, non per ferire, per ricordare. La tradizione non è un oggetto da esibire, è un movimento che ci attraversa. È la relazione, è il gesto, è la memoria condivisa. Per ritrovare quella voce occorre tornare nel cerchio, non solo nel cerchio del ballo, nel cerchio come spazio di vita, che non nasce per essere guardato da fuori, ma per essere vissuto da dentro, corpo a corpo, comunità con comunità. Il cerchio resta aperto, non promette purezza, promette consapevolezza. Finché il cerchio continuerà ad allargarsi, non avremo bisogno di difendere la tradizione, basterà conoscerla, chiamarla per nome e raccontarla finalmente con la nostra voce. E queste sono le parole di conclusione del libro, no? E io volevo giusto fare un accenno in conclusione. In Sardegna, per quanto riguarda la cultura sarda, ci avviamo a una nuova era, no? Il cambiamento è arrivato non solo per quanto riguarda il folklore, ma per quanto riguarda diverse scienze, no? E tutto quanto è partito da che cosa? Dalla conoscenza della nostra storia. E quindi l'archeologia sta restituendo dignità, finalmente, a ciò che per troppo tempo è stato sin troppo semplificato. La storia
sta rimettendo in discussione queste narrazioni scomode che venivano dall'alto, gli studi sul paesaggio, per esempio, sulla cultura materiale, sulla lingua, la lingua sarda, stanno facendo emergere voci rimaste inascoltate. Ecco, il folklore non poteva rimanere indietro, deve procedere di pari passo con queste scienze, con la stessa attenzione critica, con lo stesso senso di responsabilità, quello che diceva, che ha ripetuto più volte Antonio. Quando parliamo di ricostruire, non è che attraverso le fonti noi ricostruiamo una tradizione, un ballo esattamente come era 100 anni fa, non è più possibile, sarebbe disonesto dirlo. Però sicuramente attraverso le fonti, attraverso l'incrocio delle fonti, ricostruiamo qualcosa di molto vicino, no? A quelle che erano le tradizioni di una volta. Lo studio serve per quello, non per ricreare esattamente quello che era, perché non è più possibile, ma per lavorare su qualcosa di vivo che rispecchi davvero la nostra tradizione. E allora cosa succede dopo tutto questo discorso? Che il folklore smette davvero di essere lo sport degli ignoranti quando chi entra nel cerchio come sistema di vita sa cosa sta facendo, quando distingue, quando conosce, quando dichiara, quando dice al pubblico so cosa sto facendo e te lo dico con onestà. Grazie per l'attenzione. Bene, allora non so se Antonio vuole aggiungere qualcosa a questa serata. A me spetta forse iniziare un giro di ringraziamenti da parte nostra, perché è stata una serata anche lunga, perché abbiamo voluto insomma metterci tutto il nostro amore per la nostra cultura e per le nostre tradizioni, partendo da questo lavoro, quest'opera di Andrea, che secondo me potrà servire come punto di riferimento per i gruppi folcloristici, i gruppi folk e per il movimento. Non so se c'è qualche domanda, si è fatto un po' tardi, siamo andati un po' lunghi. È che è troppo tardi. Non so se... No, io ho una cosa da ci vuole. Allora, c'è un'osservazione velocissima, avrei una meta complessa. Allora, è chiaro che il concetto di tradizione è legato a suo connoto, come intendiamo, non per sapere che suo connoto, ma non esiste un connoto oggettivo, fino a suo connoto sono datato, ma non solo, ma sono legato fino all'argomento, qual è il suo connoto? Sul 1600, il 1700, sul 1700, il 22, il 23, cioè è difficile stabilire il suo connoto, ma prendiamo l'esempio del suo costume, per esempio usato. Allora, qual è il suo costume? Prendiamo una data, 1750, il costume è scorso, sì, ma da quale classe sociale? Cioè, le scritte benissimo che la popolana non stia nella stessa maniera, le commenti stiano la signora, la mujer delle salpizza dei suoi principali. Addirittura si conta che quando qualcuno annaiata, qualche popolana annaiata si ha che fa che un costume uguale al corso della signora non pilacchiana, che l'inaraiana tua non sese di cosa casta, cioè questa vetta non ve la potete aggiungere. E tanto qual è il suo costume che dobbiamo usare questa tradizione? Cosa dessa principale o cosa dessa popolana? È un problema serio. Le scritte benissimo, fino a questa classe poi, questa principale, ma voi pensate che una sposa ponete un costume per sposare uguale a sua sposa, ma manco bisogno, che ricaiate di distinguere, di aggiungere qualche cosa, di che in maniera che stile suo è stato in qualche maniera aumentato, insomma, ma insomma si può sul tenore di oggi, non è sul tenore di ieri. E che ogni detta chiusa, sul tenore poniamo sa data 1820 sul tenore scusso, guarda, sono cose al dia. Purtroppo non abbiamo sentito di una storia che Fiorenzo spiega benissimo
libro suo La mano destra della storia. Questa è una Bibbia su questa questione della storia sarda, con suo libro scritto da Fiorenzo. Voi comprendiamo che questa storia è stata quata e atta corredo di un'altra storia di nostra nostra. E quindi ecco questo è il libro della storia italiana, non vi potete essere storia sarda. Beh, insomma, noi chiamiamo solo ragazzi, adesso ci stiamo sotto questa spinnetta, cioè, quindi non potete ammettere una cosa del suo genere, insomma. Il tesinato Alberto Angela, su chi come fa che sul libro di storia, non comincia mica da saldata se non vai a storia in Sardegna, non comincia da non vai a storia in Italia, insomma, e che no, che siamo dentro di questa bolla noi siamo. E quindi è chiaro che i nostri commenti hanno spiegato, sotto il relatore può succedere che la tradizione diventa organica a suo safari turistico. Cioè, uno che viene da Inoche, viene a fare il suo safari turistico. È chiaro che da aspettare su chi si immaginario safaristico beste. Se io vanno a fare un giro in America, ma aspetto che vedessi indiano che si spia. E se non vedessi indiano che si spia, e che resta, insomma, ha fatto un giro a buito, ha fatto. Insomma, il problema è veramente complesso. Grazie per i complimenti che mi hai fatto. Diciamo, sarebbe bello che vi mettiate in collaborazione, no? in comunicazione, perché insomma comunque nel libro ci sono fondamentalmente le cose che stai dicendo sono riportate anche nel libro, perché insomma sono le cose su cui dibattiamo tutti, no? Quindi Antonio, se vuoi... No, io volevo appunto invitare qualcuno a fare domande, a portare il contributo e comunque ringraziare il pubblico che è stato davvero attento e paziente anche, no? Io ho capocato una cosa fino all'onga, adesso chi chiede andare sul finale, dove un po' qualcosa viene l'ha scannato Bustiano come. Posso rammentare che l'uno che vedi come qui sono sempre in questa piazzetta, qui sono un concerto che mi tre musicisti che sono già stati l'anno passato. E poi prossimamente abbiamo un libro da presentare, dunque state un pochino attento, no? Non passiamo parola, insomma, che mi pare una cosa bagnata, di vedere tutta questa azienda, questo ragazzo, che siamo in stile, e come non sa usare Bruno, prima sa cosa più naturale su mondo, a proposito di tradizione, a barrare i foro del Saldomus, a ragionare come non sa usare Bruno, e dunque promesso manco a vedere tutta questa azienda pari, a ragionare le cose che importano a tutto, è una grande vittoria per tutti noi. Posso dire bravo. Intanto se non ci sono domande, insomma, anche io volevo... Siete tutti bravi. Grazie, tu bravissimo, più bravo di tutti. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, insomma ci siamo trattenuti un po' troppo, ma vedo che siete rimasti. Io davvero ringrazio Antonio che mi ha esteso l'invito a essere qui stasera. Anche a me. Certo. E poi insomma ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, Teresa, Antonio, Fiorenzo, per questa serata. Grazie ancora dell'accoglienza. Grazie a voi. Bene, abbiamo terminato questa diretta, interessante, è un regione abbastanza profondo che bisogna anche su queste cose. Ho cominciato, leggete il suo libro, comprate il suo libro e entriamo in merito appunto a questo argomento. Addio su BCTV, buon saluto, menzo a casa e a altre occasioni. Buonanotte a tutti.